Campionato toscano riservato alla categoria juniores, la Coppa Remo Puntoni rinnova l'appuntamento con la sfida per la maglia bianco-rossa che poi sarà indossata per tutta la stagione. Presente Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscano, assieme a Velio Bigazzi, vicepresidente, a testimonianza di quanto il comitato sia vicino a questa organizzazione. Qui vediamo Bianchi, uno degli organizzatori proprio della manifestazione, presente anche Battaglia, presidente del comitato provinciale di Lucca della Federciclismo, Luca Scinto con Sabrina Ballerini sono qui per seguire la prova della formazione che ricorda Franco Ballerini. Questa sera con me Elena Forzoni per commentare questa corsa. Intanto un saluto anche a Peschi, sempre presente, non manca mai di essere presente alle corse. Elena, una corsa che assegnerà la maglia, quindi quando c'è una maglia in palio sicuramente le aspettative sono sempre maggiori. Intanto anche Giovannetti, l'organizzazione ricordo è proprio del club Giovannetti. E saranno 85 gli atleti che prenderanno il via. Dicevamo, una gara dal fascino particolare, perché quando si assegna una maglia tutti vorrebbero vincere, tutti vorrebbero poter indossare quella maglia che poi li contraddistinguerà per tutto il giorno. 85 dicevamo gli atleti al via e tutte le formazioni ovviamente presenti, come l'Arcistagno, la Polisportiva Monsumanese, il Velo Club Empoli, la Montepisano, la Elba Bike, il team Franco Ballerini, la Romagnano Guerciotti, il team Union Trade Cipriani Gestri, la New Project Team, la Ziraf, l'Aquila Ganzaroli, il Cycling Team Cascine e la Stabia Ciclismo. Intanto abbiamo visto il servizio fotografico per gli atleti insieme agli organizzatori e alle autorità presenti, e la firma anche per gli atleti della Ziraf. Intanto giudice di arrivo Simone Lamanda che controlla le firme degli atleti. Questa è la Romagnano Guerciotti diretta da Matteo Berti, una delle formazioni più attese, con Gabriele Giannelli, Nicolas Nesi, ma non dimentichiamoci anche Daniel Savini. Intanto Massimo Capocchi ha raggiunto la zona di partenza che in quanto lui insieme a Francesco Neri svolgerà il servizio di radioinformazione in corsa. E qui vediamo Luigi Bianchi che si sta sincerando che tutto vada per il meglio. Ormai siamo alla partenza, abbiamo intravisto anche il sindaco, infatti eccolo qua, Vittorio Fantozzi, a dare il via ufficiale alla manifestazione. Partiti e saranno 122 i chilometri da percorrere. Sono gli atleti della Polisportiva Arcistagno nelle prime posizioni, così come quelli dell'Aquila Ganzaroli nelle prime posizioni del gruppo. Siamo appena partiti, un percorso che prevede una prima parte pianeggiante, poi saranno 5 le ascese alla collina di Monte Carlo. Un percorso impegnativo ma non troppo, che lascia aperte varie soluzioni per quanto riguarda i possibili scenari di questa manifestazione. Avvio tranquillo in questa primissima fase della 55esima Coppa Remo Puntoni. Andiamo a ricordare l'Albo d'Oro, almeno quello recente per quanto riguarda la gara. L'anno scorso a vincere fu Matteo Trippi davanti a Marco Landi e Lorenzo Fortunato. Trippi che poi di lì a poco avrebbe vinto il titolo italiano. Nel 2012 a vincere fu Nicolas Cianetti, nel 2011 Michelangelo Riciputi, nel 2010 Andrea Manfredi, nel 2009 Marco Dragotto. Di ricordare poi che nel 2007 a vincere fu Diego Ulissi. È comunque una gara che ha un lungo corso, quindi molti gli atleti che hanno ben figurato nell'arco delle 55 edizioni. Lo ricordiamo appunto la presenza di Marco Giovannetti, visto che la gara è organizzata dal club ciclistico Marco Giovannetti. Marco che non ha fatto mancare il suo appoggio durante tutta la manifestazione, presente fin dalle prime gare ma proprio in modo operativo, non solo una presenza di facciata la sua ma una presenza attiva. E dicevamo una Albo d'Oro importante, ha già assegnato il campionato toscano in varie occasioni, come nel 2004 il campionato toscano juniores che fu vinto da Filippo Partini, mentre assegnò il titolo toscano esordienti nel 2001. A vincere furono Luca Trippi e Luca Benvenuti. E intanto c'è da registrare il primo attacco di giornata, protagonista in solitaria il numero 7 Giulio Rocchiccioli della Arcistagno, tutto solo
transita dalla zona arrivo, proprio in questo istante passa sotto allo striscione di arrivo dove è segnalato il 10 giri alla conclusione. Pubblico numeroso, come non poteva essere diversamente data l'occasione della gara odierna. All'ultimo rilevamento tempi 1 minuto e 15 secondi il vantaggio per l'atleta dell'Arcistagno. Bel vantaggio, quindi gli atleti della formazione Arcistagno stanno facendo buona guardia per quanto riguarda l'azione del compagno di squadra. 11 giri, quindi anche la possibilità per il pubblico di vedere passare gli atleti tante volte. Questo anche il segreto vincente di questa organizzazione, infatti per attirare molto pubblico questo è sicuramente uno dei metodi migliori. Vediamo le maglie della Union Trade nelle prime posizioni, così come quelle della Arcistagno. Adesso la formazione diretta da Imere Malatesta e da Milko Musetti sta cercando di organizzare un inseguimento al fuggitivo che si trova al comando. Ancora abbiamo percorso i primi giri, i primi chilometri e il percorso per il momento è pianeggiante. Ancora l'atleta solitario al comando con il gruppo che adesso ha guadagnato però qualcosa nei confronti del fuggitivo, infatti si trova a 30 secondi. Eccolo qua il gruppo che sta rinvenendo, ormai ha recuperato gran parte dello svantaggio nei confronti dell'atleta dorsale numero 7 Rocchiccioli della Arcistagno. Sicuramente a lui il premio per essere stato il primo attaccante in questa gara che sicuramente ha un fascino, come dicevamo in sede di presentazione, un fascino particolare data la presenza del titolo regionale. E qui appunto Marco Giovannetti che è presente proprio in modo attivo alla gara. 36esimo chilometro di gara, adesso c'è un allungo di 4 atleti, il vantaggio comunque è minimo. Con il dorsale 51 troviamo al comando Samuele Della Pina della Romagnano, con il dorsale 61 invece Alessandro Fauzia ed il compagno di squadra Matteo Berneschi della Team Union Trade, con il dorsale 40 invece Francesco Biondi del Team Franco Ballerini. Eccolo qua. Minimo comunque il vantaggio per il quartetto che si è avvantaggiato nei confronti del gruppo. Adesso vediamo Francesco Biondi sulla testa della corsa del drappello a fare l'andatura. Eccoli qua che lasciamo sfilare i 4 atleti al comando, ma vediamo che il gruppo è comunque vicinissimo. E abbiamo visto ancora le maglie della New Project Team in testa alla Plotone, la formazione diretta dall'ex professionista Primo Mori. Il gruppo comunque viaggia velocissimo. Ernesto Bianchi che dà un'occhiata al cielo, infatti qualche goccia sta cadendo. Il direttore di corsa che ovviamente spera che la manifestazione vada nel migliore dei modi, magari che possa essere anche asciutta. 56 km di gara percorsi, c'è un allungo ancora di un corridore della Union Trade, Matteo Pieroni. Per lui un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti del gruppo. Siamo ormai in vista di un ulteriore passaggio sotto il traguardo, quindi sguardo al contagiri che segnala 5 tornate alla termine, quindi si svolta a sinistra, si va ad affrontare per la prima volta la salita di Monte Carlo dal versante di Marginone. Saranno 4 i passaggi da questa salita e dopodiché l'ultimo passaggio invece sarà dal versante più impegnativo che gli atleti affronteranno andando dritti dopo il traguardo. Continua l'azione del battistrada, 20 secondi, certo che soli non è facile andare al traguardo. Magari no, anche perché ancora manca tanto alla conclusione. Lodevole il tentativo dell'atleta della Union Trade, ma per il momento sembra che il suo tentativo non possa avere tantissimo successo. Intanto maglie del team Franco Ballerini a fare buona guardia sulla testa del gruppo e vediamo che cominciano a scendere le prime gocce di pioggia. Sono gli atleti diretti da Davide Lenzi ed Andrea Bardelli a fare l'andatura in questo frangente, un'andatura comunque non particolarmente sostenuta. Un atleta da solo non impensierisce il gruppo, che quindi per il momento ha l'interesse a mantenere il distacco non troppo elevato. Quando uno sguardo verso Monte Carlo ci fa capire che sta per iniziare la salita, chilometri percorsi 54 con il battistrada ancora al comando, 58 scusate chilometri percorsi, battistrada ancora al comando, Team Union Trade. Intanto ricordiamo un po' quelli che sono i partner a fianco dell'organizzazione. Ovviamente una manifestazione di questa caratura non può che ringraziare chi ha reso possibile la manifestazione, come la Fattoria di Monte Carlo Città del Vino, la Casini Carni, la Macelleria Polleria Bianchi Luigi, il Credito Valdinievole, Torello Abbigliamenti,
e l'impresa edile Kertuscia Astrit. E parlando di caratura, vediamo uno degli atleti che sicuramente è tra i più talentuosi al via. L'abbiamo intravisto nelle prime posizioni, Gabriele Giannelli, che veste la maglia della Romagnano, così come Daniel Savini, il suo compagno di squadra. Poi abbiamo visto sempre per i colori della Romagnano Nesi nelle prime posizioni del gruppo. Formazione compatta della Romagnano occupa le prime posizioni. Vediamo anche gli atleti della New Project, del team Franco Ballerini, della Polisportiva Monsumanese, dell'Aquila Ganzaroli. Sono queste le formazioni che si trovano sulla testa della corsa. 4 tornate alla termine. La situazione, andiamo a vedere come si è evoluta. Il gruppo si è ricompattato. Adesso c'è un atleta della Romagnano, il dorsale 48, che prova ad allungare, Matteo Ghilardi. Però il gruppo praticamente viaggia compatto, con le maglie anche della Stabia Ciclismo nelle prime posizioni. Abbiamo visto Albanese, abbiamo intravisto anche Fiaschi nelle prime posizioni del gruppo. Ed è sicuramente difficile fare pronostici in qualsiasi gara, forse ancora di più in una gara di questo tipo, però sicuramente gli atleti della Romagnano sono tra quelli che erano più temuti, così come quelli magari del team Franco Ballerini. Inizia la salita con Ghilardi a fare l'andatura alla sua ruota, un atleta del team Union Trade. Si tratta del dorsale numero 64, Simone Martini. Per loro un vantaggio di una cinquantina di metri, anche qualcosa meno, nei confronti del gruppo. Siamo praticamente al secondo passaggio dalla salita di Monte Carlo. Abbiamo percorso 73 km di gara, rientra anche il dorsale 89 sulla testa della corsa, vale a dire Matteo Conforti. Si forma quindi un terzetto al comando, ma il gruppo è lì a poche decine di metri e adesso è in salita. Verosimilmente si rimiscoleranno ancora le carte. E quello che abbiamo visto fino a questo momento in questa 55esima Coppa Remo Puntoni è che ci sono stati vari tentativi, non molto numerosi, 3-4 atleti al massimo, ma nessuno è riuscito ad avere un vantaggio massimo, perché il gruppo è sempre stato vigile alle spalle della testa della corsa, quindi nessun tentativo che riesce a portare avanti nell'attacco alla corsa, e quindi situazione sempre chiusa, sempre in continua evoluzione. Questo è il secondo passaggio dalla salita di Monte Carlo. Dal versante di Marginone ce ne saranno altri 2. Massimo Capocchi conosce perfettamente queste strade, sta informando gli sportivi presenti sul vantaggio e sulla situazione in corsa. Stiamo affrontando la salita che poi il 15 di agosto sarà affrontata anche dalla corsa che si svolge proprio a Marginone, dal trofeo Pellegrini, una delle classiche riservata quella alla categoria allievi. Continuano i 3 al comando, però il gruppo si sta per chiudere con le maglie della Montepisano e quelle della Polisportiva Monsumanese nelle prime posizioni. Gruppo compatto a metà salita. E nuovamente quindi la situazione che torna compatta, ma non ci sta con il dorsale 64 Simone Martini, che prova nuovamente ad allungare, sfruttando magari un attimo di rilassamento dovuto al gruppo che chiude sulla testa della corsa. Maglia della Montepisano comunque a fare l'andatura, niente da fare nemmeno questa volta per Simone Martini, che viene nuovamente ripreso dal gruppo. E con questa nostra ricca sintesi che ci sta facendo seguire davvero tutte le fasi più interessanti della gara, passiamo ancora al tratto in salita. Allunga il dorsale 71 Samuel Augusti della New Project Team, ma non riesce a guadagnare molto nei confronti del gruppo, che quindi continua a viaggiare compatto. E continuiamo anche a ricordare chi ha reso possibile questa manifestazione, come l'agenzia Strigoli Assicurazioni e Intermediazioni Assicurative, la Fortezza Vino e Olio, la MGM Costruzioni Meccaniche, la Box Wine, la Cercatoia Carni. E poi ricordiamo che la gara odierna è valevole sì come 55esima Coppa Remo Puntoni, ma è valevole anche come sesto trofeo Bianchi Fiori Secchi, 23esimo trofeo Comune di Monte Carlo e 15esima Coppa Nannini Lido. Ci provano in 2 il dorsale 47 Daniel Savini, il dorsale numero 11 Emanuele Scardigli. 2 atleti al comando, il primo della Romagnano Guerciotti, il secondo della Polisportiva Monsumanese. Vantaggio nei confronti del gruppo di 17 secondi. Sono 2 atleti molto interessanti quelli che sono al comando. Scardigli, che si sta riprendendo dopo una stagione un po' sottotono, quella della passata stagione, e sta cercando di tornare ai livelli che aveva mostrato da allievo. Dietro ci sono
gli atleti del team Stabia, qui albanese ci sembra, con il dorsale, con il 92 è Masi, Davide Masi, esatto. E su di lui si sta riportando un atleta del team Franco Ballerini che si sta appunto si è riportato su di lui con il dorsale 38, dovrebbe essere Daniel Gocai. Quindi 2 atleti al comando, 2 atleti immediati inseguitori, ma sono minimi i distacchi. E pensate che Masi e Scardigli erano compagni di squadra nella categoria allievi. Intanto questo è un atleta da tenere d'occhio, il dorsale è il 65, Massimiliano Susini. Lui è un buon passista, infatti come vedete mette il gruppo in lunga fila indiana e dà la caccia agli uomini al comando, fisico possente per Susini. Su di lui poi si riporta con il dorsale 74 Florin Tudorac della Ziraf. Dicevamo il tempo che destava qualche preoccupazione, ma per il momento sembra reggere. Certo è che c'è il vento e anche quello sicuramente è una insidia in più per l'atleta in gara. Su Scardigli e Savini si è riportato un altro atleta, è il dorsale numero 63 Tommaso Callaioli, quindi si forma un terzetto al comando quando iniziamo per la terza volta la salita di Monte Carlo dal versante di Marginone. 3 atleti al comando, vantaggio nei confronti del gruppo 40 secondi. E quindi ce l'ha fatta in solitaria l'atleta della Union Trade a riportarsi sui 2 atleti che componevano la testa della corsa. 3 atleti, di sicuro ancora manca tanto all'arrivo, 3 atleti non sono poi così tanti per poter provare ad arrivare fino in fondo. Però sicuramente questo fa sì che gli atleti delle squadre che sono in fuga si possono riposare alle spalle, tutto a svantaggio di chi non è riuscito a mettere gli atleti davanti e deve quindi inseguire e sprecare energie per cucire il distacco. Percorsi 85 km di gara, questo significa che ne mancano circa una 35-40 alla conclusione. E sono gli atleti del team Franco Ballerini, come dicevamo poco fa. Chi non è riuscito ad andare in fuga si deve impegnare adesso nell'organizzare l'inseguimento. Il team Franco Ballerini è uno di questi che è rimasto fuori dai tre atleti che compongono la testa della corsa e quindi si stanno impegnando nell'inseguimento. E con le nostre telecamere seguiremo questo inseguimento in maniera puntuale e precisa, vi faremo vivere tutte le fasi salienti del finale di corsa. Gli atleti del team Franco Ballerini a fare l'andatura, adesso è Biondi che passa al comando con Colonna in seconda ruota, capiscono la pericolosità del terzetto al comando e quindi si mettono in testa per cercare di ricucire subito questo strappo, perché hanno 35 secondi di ritardo e negli uomini al comando ci sono atleti importanti e pericolosi, quindi c'è bisogno di chiudere subito per non perdere poi l'occasione di far bene nel finale. Gruppo che comunque adesso è in lunghissima fila indiana sotto la spinta di Biondi. Noi intanto torniamo in pianura, è cambiata la situazione, infatti una prima parte del gruppo è rientrata sulla testa della corsa e adesso c'è un drappello abbastanza numeroso al comando. E sono 15 circa gli atleti al comando, sono 2 atleti della Polisportiva Monsummanese, ovvero Di Rosolini e Nannelli, poi per la Montepisano Roberto Muscas, Alessandro Filoni del team Franco Ballerini, poi Daniel Sadini della Romagnano, Jacopo Bascherini anche lui della Romagnano, altri 2 atleti del team Union Trade Cipriani Gestri, ovvero Alex Asuni e Alessandro Fauzia. 3 gli atleti per la New Project come Armando Giomi, Dario Puccioni e Matteo degli Innocenti. È presente anche Jacopo Menchetti della Ziraf, Lorenzo Brogi dell'Aquila Ganzaroli e 2 atleti della Stabia Ciclismo, Matteo Conforti e Davide Masi. E Jacopo Menchetti che da esordiente era seguito da un direttore sportivo che ha vinto la maglia di campione toscano. Jacopo Menchetti era seguito da Luca Trippi, correva nell'Olimpia Valdarnese, l'atleta che adesso milita nel team Ziraf. Eccolo qua, davanti a tutti gli altri a fare l'andatura. Corsi e ricorsi storici, verrebbe da dire. Importante la gara odierna, non solo perché assegna il titolo di campione regionale, ma anche perché è l'ultima gara utile per i selezionatori per formare la squadra che poi andrà a cercare di difendere il titolo italiano di Matteo Trippi ai campionati italiani. Campionati italiani in programma il 22 giugno prossimo in provincia di Bergamo con l'organizzazione del team 2003 del presidente Antonio Torri. Una giornata di ciclismo a 360 gradi, quella del 22 giugno, infatti
oltre al campionato italiano che si svolgerà nel pomeriggio, nella mattina sarà organizzata una altra gara di juniores sulla stessa località per permettere a coloro che non parteciperanno al campionato italiano di correre nel medesimo giorno, nella medesima località, e poi godersi lo spettacolo del campionato italiano. Gruppo che a questo punto capisce la pericolosità dell'azione al comando e si mette in lunga fila indiana per cercare di recuperare lo svantaggio nei confronti del folto gruppo che si è formato in testa. In effetti adesso 15 atleti al comando comincia a essere un numero interessante, un numero importante, quindi sarà necessario prestare la massima attenzione. E tanto siamo all'inizio dell'ultima ascesa dal versante di Marginone. Per quanto riguarda la salita verso Monte Carlo, si allunga il gruppo a lungo di un atleta della formazione della Polisportiva Monsumanese guidato da Alessio Giusfredi in ammiraglia. Adesso ha un vantaggio minimo nei confronti degli ex compagni di fuga, si tratta di Raffaele Di Rosolini. Si volta per controllare la situazione, le maglie della Romagnano Guerciotti, che sono in forza adesso, in netta superiorità numerica in gruppo, stanno cercando di chiudere il distacco e ci stanno riuscendo. Infatti si ricompatta proprio in questo istante la testa della corsa, nuovamente compatti, quindi 15 atleti che compongono la testa della corsa. Adesso la sede della strada è anche un po' stretta, però vediamo che la macchina del cambio rotte vuole venire via, deve passare. Questo vuol dire che il distacco è diminuito. Infatti il gruppo è in rimonta, 35 secondi in questo frangente, ed è Daniel Savini che si incarica di fare l'inseguimento. Daniel Savini, atleta che quest'anno ha vinto il Premio Liberazione a Turano di Massa, da allievo ha conquistato il successo anche nella Coppa Giuseppe Cei a Lucca, ed è sicuramente uno dei più attesi quest'oggi. Intanto scollinamento al GPM di Monte Carlo con la testa della corsa. Dietro il gruppo avrà recuperato qualcuno degli atleti che si è staccato. E infatti vediamo che si è frazionata la situazione, come è normale che sia, soprattutto considerando che adesso stiamo entrando nella fase calda della corsa, e questo è il gruppo che ha terminato quindi l'ennesimo passaggio in salita, e si buttano in discesa per cercare di recuperare lo svantaggio. Sicuramente comunque è molto meno numeroso il gruppo. E praticamente adesso c'è il rischio che rimangano più corridori davanti che dietro. Questo non avvantaggia il gruppo, che farà davvero fatica ad organizzare un inseguimento. Siamo adesso al chilometro 104 di gara. Drappello in testa, ancora forte di una dozzina di unità, ci sembra da queste immagini. Certo, qualcuno si è staccato, ma davanti sono ancora in tanti. Per il momento viaggiano abbastanza velocemente, perlomeno non c'è il classico rallentamento in cui tutti si guardano. Questo è positivo, perché il gruppo è ancora lì ad una 30-35 secondi, non ha mollato il plotone. Anche perché questo non è il momento per guardarsi e cercare di capire come andare, ma per il momento è il caso solo di spingere a pieni pedali, cercare di guadagnare il più possibile sugli inseguitori, e poi quando veramente l'arrivo sarà vicino, allora in quel caso sarà anche possibile cercare di ragionare sulla tattica migliore. Questo è il primo immediato inseguitore degli uomini al comando. Si tratta del dorsale numero 15, Francesco Nannelli, che faceva parte del gruppetto al comando e ha perso contatto nella salita verso Monte Carlo. Poi ancora altri atleti, con il dorsale numero 11 Emanuele Scardigli, con il 16 Samuele Luppichini. Questa è praticamente la testa del gruppo. Anche le maglie della Union Trade, della New Project Team, sono atleti che hanno un distacco dalla testa della corsa di 30 secondi, quindi gruppo ancora non fuori dai giochi. Però come vedete, ciò che non succede davanti, ovvero il classico rallentamento in cui il gruppetto si apre ed occupa l'intera sede stradale, sta succedendo dietro. Questo a vantaggio degli uomini al comando, che tra non molto passeranno sotto il traguardo, suonerà la campana, inizierà l'ultimo giro ed allora dovranno affrontare la salita da Monte Carlo dal versante di Via della Contea. Eccoci qua, intanto sta iniziando a piovere copiosamente sulla testa della corsa, inizia l'ultimo giro e tra non molto inizierà la salita di Via della Contea. Eh sì, la pioggia ci si è messa anche a mettere in ulteriore difficoltà gli atleti che stanno affrontando questa 55esima Coppa Remo Puntoni, e dicevamo appunto che ovviamente la fuga è rappresentata da diverse squadre e quindi l'inseguimento è sulle spalle solo di alcune squadre che sono rimaste escluse,
quindi continuano ovviamente ad andare di comune accordo gli atleti che compongono la testa della corsa. Ormai sentono che questa potrebbe essere l'azione decisiva, visto che ci stiamo avvicinando comunque alle fasi conclusive. È già suonata la campana per loro, ultimo giro per gli atleti che stiamo vedendo inquadrati in questo istante. Intanto gli atleti stanno per dirigersi all'inizio della salita, una salita che è diversa rispetto a quella che hanno affrontato fino ad ora, più corta ma con pendenze davvero impegnative. Quello potrebbe essere il momento della verità tra gli uomini al comando. Scatti e controscatti in testa al gruppetto sono le maglie della Romagnano Guerciotti che provano ad avvantaggiarsi, anche perché quelle della Romagnano è una delle formazioni maggiormente rappresentata su questa testa della corsa, quindi hanno più carte da poter giocare per la soluzione finale ed è bene provare a sfruttarle tutte. E sta per iniziare la salita, l'atleta al comando ha il dorsale numero 54, Jacopo Bascherini. Per lui qualche metro di vantaggio, iniziano le prime rampe della salita. Dicevamo una pendenza decisamente maggiore rispetto a quella che gli atleti hanno trovato in precedenza dal versante di Marginone. Bascherini al comando, dietro però sono le maglie dello Stabia Ciclismo che stanno guidando l'inseguimento. Attenzione anche agli atleti della Polisportiva Monsumanese che si stanno riportando comunque sulla testa con Di Rosolini. Ottimo scalatore questo ragazzo. Si vede benissimo anche dal fisico che la salita sembra essere un po' più il suo pane quotidiano. Infatti si alza sui pedali, rilancia l'andatura e mette tutti in fila quelli che sono alle sue spalle. E sta soffrendo un po' Albanese, che sicuramente non è uno scalatore, però ha un'ottima intelligenza tattica. Adesso attenzione perché praticamente sono 3 ragazzi della Romagnano nelle prime 4 posizioni. Stanno davvero facendo un ritmo forsennato. Qui la salita è impegnativa, le pendenze sono notevoli e la Romagnano sta facendo una velocità eccezionale con Gabriele Ricci e poi Daniel Savini. Resiste Di Rosolino. 10 km alla conclusione che noi vi faremo vivere con la nostra sintesi in maniera puntuale e precisa. Guardate davvero la superiorità numerica della Romagnano. Praticamente sono in 5 adesso davanti con Di Rosolino che sembra in difficoltà e sono 3 atleti della Romagnano. Daniel Savini si porta al comando, Ricci adesso soffre un po'. Savini sta facendo il ritmo. Da sottolineare comunque anche la presenza di Jacopo Menchetti che riesce a tenere un po' stretto tra la morsa della Romagnano, ma Daniel Savini sembra essere quello che sta meglio per il momento in questo tratto in salita. Vediamo se i suoi compagni faranno buona guardia, se qualcuno riuscirà a tenere le ruote dell'atleta della Romagnano. Salita breve ma intensa che stiamo seguendo metro dopo metro con l'azione di Daniel Savini che ormai ha fatto il vuoto. Menchetti è l'unico che si interpone tra il pieno controllo della Romagnano, che praticamente sta occupando tutte le prime posizioni della corsa, a parte quella di Menchetti che per il momento insegue in seconda ruota. 100 metri dalla GPM. Guardate il pubblico, nonostante la pioggia è un pubblico che sta occupando tutta la sede destra della sede stradale, pubblico numerosissimo a bordo strada. È da considerare il pubblico numeroso, considerando anche che comunque siamo vicino all'arrivo e quindi nonostante questo non si vuole perdere niente delle fasi finali. Savini, quindi Menchetti in seconda posizione alla GPM, vantaggio minimo, poi arriva, guardate Albanese come è stato bravissimo a controllare ed a amministrarsi, poi però seguito da 2 atleti della Romagnano. Non è facile fare la differenza quando si ha una squadra che nelle prime 6 posizioni ha 3 atleti, praticamente sta controllando la corsa agilmente la Romagnano. Eccolo qua, quello che resta, possiamo dire, degli atleti rimasti in gara. Ormai la selezione è quella naturale, questa curva a destra veramente mette a dura prova gli atleti che stanno affrontando questa salita. Ecco qua anche gli atleti del team Franco Ballerini, sembra essere Colonna, dorsale 37, infatti sia Yuri Colonna del team Franco Ballerini, che per la verità sembra essere un po' arrivato allo stremo delle forze in questa giornata. Forse una giornata no per Yuri Colonna ci può stare all'interno di una stagione. Certo, Yuri Colonna che quest'anno comunque sta svolgendo un'ottima stagione. Adesso in discesa comunque riesce a pedalare molto forte. 6 km alla conclusione, ancora solitario al comando Daniel Savini, che a questo punto può contare sul controllo dei suoi compagni di squadra alle spalle e comunque può amministrare il vantaggio. Un vantaggio di una ventina di secondi su un più immediato inseguitore. Quindi continua l'azione di Savini. Direi che 6 km 20 secondi ancora non è detta, però dietro
ci sono i suoi compagni di squadra che possono rappresentare comunque una valida alternativa. È l'immediato inseguitore che è sempre l'atleta della Ziraf, Jacopo Menchetti, che si sta, eccolo qua, Jacopo Menchetti, 20 secondi il suo ritardo da Daniel Savini che è solitario al comando, posizione aerodinamica per Jacopo Menchetti che spinge il rapporto nel cercare di ricongiungersi all'atleta che è solitario al comando e quindi in un certo senso Menchetti si è sbarazzato della compagnia della Romagnano, che tanto non sarebbe stata a lui di aiuto, ma vede vicini comunque gli inseguitori Menchetti. E a questo punto possiamo dire che se Menchetti continua a viaggiare da solo potrebbe avere anche la possibilità di riprendere Savini. Se rientrano questi atleti dove ci sono altri due atleti della Romagnano, possiamo dire che Savini ce l'ha fatta, perché quando si hanno due atleti in un gruppetto così risicato che insegue è difficile andare a prendere il battistrada. Non si può mai dire, perché la fatalità è sempre dietro l'angolo, può sempre succedere qualcosa, ci può essere sempre lo spunto da parte di qualcuno dietro che ce la fa a portarsi sulla testa della corsa. Sulla carta però la superiorità numerica della Romagnano è tutta a favore di Daniel Savini, che per il momento è solitario al comando. La Romagnano che sicuramente non farà niente per cercare di organizzare l'inseguimento, cosa che invece non sta facendo Albanese, che è sulla testa a tirare la corsa. Qui vediamo anche le maglie della Montepisano, mentre ovviamente gli atleti della Romagnano si mantengono in posizione passiva. Ancora più indietro un altro gruppo, ormai però questi lo possiamo dire sono fuori dai giochi. Questi sì, ormai sì, lo possiamo dire, non possono più interferire sull'esito finale della gara, possono cercare solo di concludere al meglio questa prova, ma la gara vera, la sfida vera e propria è sulla testa, su Daniel Savini e sui suoi immediati inseguitori segnalati all'ultimo rilevamento a 20 secondi di ritardo. E lo capisce anche Yuri Colonna, che ormai non c'è più niente da fare per questi atleti, che quindi non potranno giocarsi il successo, non potranno giocarsi la maglia di campione regionale, anche se comunque stanno continuando a spingere. Vediamo Alex Asuni della Union Trade adesso a fare l'andatura insieme a Davide Masi e da Nicolas Nesi, questi tre atleti che guidano questo drappello. Noi intanto torniamo in testa, siamo 1,5 chilometri dall'arrivo con Daniel Savini che continua a pedalare fortissimo ed ha un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti del drappello. Adesso sono 15 secondi che ci segnala dall'informazione in corsa. Dietro intanto si sono rimescolate le carte, ma ormai siamo agli ultimi 1000 metri di corsa. E ormai ovviamente non deve più voltarsi Daniel Savini, ormai vede il traguardo lì vicino, eccolo qua, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri per l'atleta della Romagnano, e sembra che ormai possa essere fatta per Daniel Savini, che sta affrontando gli ultimi metri di questa 55esima Coppa Remo Puntoni. La pioggia non ha fermato la cavalcata di Daniel Savini, che lo ricordiamo è stato attivissimo sin dalle prime fasi di corsa, quindi davvero una condizione ottimale per l'atleta della Romagnano Guerciotti, diretto da Matteo Berti, che sta per cogliere questo ulteriore importante successo dopo la vittoria ottenuta nel Gran Premio Liberazione a Turano di Massa. Ormai questo è il ponte che immette nel rettilineo finale. Daniel Savini lo affronta con tutta tranquillità, 200 metri alla conclusione, può festeggiare a tutto il tempo per godersi il successo, per godersi questa maglia. Si volta, non c'è nessuno alle sue spalle ed arriva Daniel Savini, ha tutto il tempo per alzare le braccia al cielo e per conquistare questa bella vittoria. La maglia di campione regionale toscano è del gruppo ciclistico romagnano. Al secondo posto un bravissimo Vincenzo Albanese del gruppo sportivo Stabia, terzo un sempre più sorprendente Gianni Pugi della New Project Team, poi in quarta posizione Gabriele Ricci, quinto Jacopo Menchetti, sesto Roberto Muscas, quindi Jacopo Bascherini, Raffaele Di Rosolino, Lorenzo Vallarino e in decima posizione Gabriele Giannelli, di cui vediamo anche il papà, ex professionista, che ovviamente sta seguendo. Questa è proprio la volata tra Vallarino e Giannelli a favore del corridore della Union Trade. Cipriani e Gestre volata per il nono posto, e a questo punto non ci resta che ricordarvi il podio che ha assegnato la maglia di campione regionale toscano. Daniel Savini della Romagnano Guerciotti ha preceduto Vincenzo Albanese dello Stabia dopo 122 km, 3 ore e 2 minuti di corsa, alla media di 40,036. Terzo posto per Gianni Pugi della New Project Team. La bella vittoria quindi di Daniel Savini, che porta questa importante maglia. È il momento
per vedere a replay il finale di corsa. È anche il momento per esprimere la nostra solidarietà al nostro motociclista Gabriele Varignani, che nel finale ha avuto un piccolo contatto con l'altra moto ripresa. Comunque niente di grave per il nostro motociclista, che comunque noi invitiamo sempre al massimo della calma e al massimo del rispetto di tutti i ruoli in corsa, di tutte le moto che svolgono il servizio di service al seguito dei corridori. Non siamo noi protagonisti, sono i corridori, e Daniel Savini è questo il vero protagonista della corsa di quest'oggi, che deve essere applaudito fino in fondo. Non ci resta a questo punto che salutarvi, ricordandovi ancora una volta il successo di Daniel Savini davanti a Vincenzo Albanese e Gianni Pugi, e dandovi ovviamente l'appuntamento per il campionato italiano per quanto riguarda la categoria juniores, che si svolgerà il 22 giugno prossimo. L'abbraccio con Matteo Berti di Daniel Savini. 22 giugno prossimo a Bergamo sarà Daniel Savini uno sicuramente degli alfieri che terrà alto il nome della Toscana. Lasciamo la linea proprio a te, Elena, che hai svolto le interviste nel dopocorsa, per ascoltare la viva voce dei protagonisti al termine di questo campionato regionale toscano, 55esima Coppa Remo Puntoni, organizzazione a cura del club Giovannetti. Linea alle interviste. Daniel Savini, te ne sei andato l'ultima volta sulla salita, ti hanno rivisto dopo l'arrivo. Sì, è stata una grande azione, non me l'aspettavo così, anche perché il giro prima ero già stato in fuga, eravamo in 2 poi in 3 e poi ci hanno ripreso, visto che stava andando via un gruppo di buoni corridori, allora sono entrato e eravamo anche in maggioranza, eravamo in 3 davanti. Sull'ultima salita abbiamo fatto un po' di forcing, sono riuscito ad andare via e sono riuscito a fare questi ultimi chilometri da solo. Grande così. E domenica prossima? Domenica prossima il campionato italiano, speriamo bene, una grande corsa e speriamo, dai. Vincenzo Albanese, secondo classificato, sicuramente per te era meglio un arrivo con un gruppetto ristretto, infatti hai vinto la volata dei battuti. Sì, dai, diciamo che è andato bene, peccato che c'era Savini davanti, altrimenti me la potevo giocare bene in volato. Ho visto che nel gruppetto dietro non c'era grande intesa, io ho provato ad andare via e sono giunto qui all'arrivo in seconda posizione e complimenti al vincitore, ha fatto grande azione. Gianni Pugi, terzo classificato, ci hai provato più volte, alla fine ti sei dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Sì, Savini e Albanese sono stati più forti, io all'ultimo chilometro ho provato l'uscita con Ricci e sono riuscito a battere l'ombolata e a fare questo bel terzo posto. Sei soddisfatto o un po' di rammarico c'è? No, sono soddisfatto perché come primo anno sta andando abbastanza bene, quindi soddisfatto. Matteo Berti, direttore sportivo della Romagnano, sicuramente la vostra era una delle formazioni più temute quest'oggi, ce l'avete fatta a reggere il pronostico e a portare a casa il risultato? Ma sì, prima di partire ragazzi gli avevo detto che dovevamo correre da squadra, io penso che l'hanno fatto in maniera eccelsa, per questo li devo ringraziare da primo all'ultimo. Poi nel finale è venuta fuori una corsa come volevamo, magari un po' più selettiva, e Daniel è riuscito ad arrivare da solo. Io davvero devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi perché sono stati esemplari oggi. A dimostrazione dell'ottima condotta di squadra, la superiorità numerica nel finale. Sì, nel finale nella fuga eravamo in 3 e penso che abbiamo dimostrato che se siamo in numero ce la giochiamo lì davanti, quindi io sono veramente contento perché in questi 10 anni da DS è la prima maglia regionale, quindi ci tengo a dedicarla alla società e a tutti i nostri sponsor perché è veramente una gioia immensa. 2 battute prima con Savini, abbiamo accennato leggermente a quello che succederà la settimana prossima, intanto una maglia l'abbiamo, chi lo sa. La prossima settimana, in settimana siamo stati anche a vedere il percorso, non è un percorso impossibile, però vedremo di inventarci qualcosa. Vittorio Fantozzi, sindaco di Monte Carlo, una bellissima conclusione per questa manifestazione, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, l'amministrazione non può che essere soddisfatta di un veicolo come questo per trasportare l'immagine. È uno degli eventi più attesi dell'anno, siamo alla 55esima edizione, quindi qui si parla ormai di una classica quando si parla del Remo Puntoni, riesce grazie al grandissimo attivismo del club Marco Giovannetti. Quello che fa l'amministrazione è un supporto di carattere logistico e diretto, ma ormai mi sembra che la macchina sia perfettamente oliata.
ci ha aiutato anche il tempo fino ad ora, perché ha retto e ha permesso una gara straordinaria che ha permesso tra l'altro anche a un nostro concittadino coprovinciale di spuntarla in modo direi anche abbastanza esemplare, quindi non abbiamo niente da dire se non congratularci sia con i vincitori che con l'organizzazione e dare appuntamento al prossimo anno. Per l'organizzazione Luigi Bianchi, la pioggia ha un po' sciupato il finale, ma sicuramente un bellissimo vincitore. Ma no, diciamo che ha retto poi in fondo fino all'ultimo giro, perciò l'ultimo giro ormai anche se piove, anzi l'ha rinfrescata anche un pochino, forse li fa molto bene. Una bellissima gara. La fatica si sente anche dalla voce, perché Bianchi ha corso tutto il giorno a destra e a sinistra per la migliore riuscita della gara, però alla fine si può tirare le somme e tutto è andato per il meglio. Sì, devo dire anche un grazie diciamo, a tutti i miei collaboratori del servizio che hanno fatto, volevo dire anche a tutti gli incroci. Un grazie devo dire anche al comitato regionale che ci ha dato questa opportunità di svolgere questa manifestazione, perché era in programma diciamo, non a Lucca ma era in programma in un altro posto, perciò dove hanno rinunciato diciamo che questa, visto che è riuscita una bella manifestazione con tanto pubblico, con ordine d'arrivo forse molto bello ma molto soddisfacente, e sicché io li devo fare altro che ringraziare diciamo, per averci dato questo incarico. Io l'ho fatto anche molto volentieri, i risultati sono stati eccellenti, anzi bellissimo, è andato tutto bene, grande pubblico forse anche dei vecchi tempi, diciamo. Credo che sia stata una delle manifestazioni che ha dato una risonanza diciamo, al pubblico molto importante, e questo può essere anche un bene per le mani del ciclismo. Io ringrazio anche tutti, volevo dire, oltre che le forze dell'ordine, tutti quelli che diciamo, si è portato in fondo questa bellissima gara, e che dire, per la prossima stagione vedremo, cercheremo di rimpegnarci di nuovo. Grazie.